L'ampia vittoria contro i temibili Sharks sudafricani ha dato una grande iniezione di entusiasmo al Benetton. I Leoni poi hanno fatto anche un notevole balzo in avanti in classifica, 4 le posizioni guadagnate dall'ultimo al 12° posto, raggiungendo proprio i prossimi avversari, i Dragons gallesi, che il Benetton affronterà sabato alle 20:35 in trasferta sul terreno di Newport. I gallesi sono una squadra competitiva e organizzata, con parecchi volti nuovi e un ottimo gioco al piede. Il Benetton invece, contro gli Sharks, ha sfoderato la miglior difesa della stagione, fase di gioco che è stata decisiva per il successo. Sicuramente la partita contro gli Sharks ci ha fatto molto bene a livello di mood di squadra, venivamo da delle partite un po' difficili, ma abbiamo sempre continuato a lavorare duro e a lavorare in ciò che crediamo, e contro gli Sharks l'abbiamo visto, quindi è stata una cosa molto importante per noi. Sicuramente è stata fondamentale la difesa, abbiamo difeso dentro il nostro 22 molto bene, in giro per il campo. Intanto il commissario tecnico dell'Italia ha reso ufficiali i convocati per i 3 test match di novembre della nazionale, il 9 a Udine contro l'Argentina, il 17 a Genova con la Georgia e il 24 novembre allo Juventus Stadium di Torino contro i mitici All Blacks neozelandesi. Il raduno, che inizierà il 27 ottobre, vede tra i 34 convocati ben 17 leoni, la metà quindi degli azzurri giocano a Treviso. Prima della lunga sosta di campionato, però, il Benetton ha ancora la sfida di sabato in Galles e quella di venerdì 25 al Monigo contro i Bulls sudafricani. Due occasioni, specie quella di sabato, per mettere punti in cascina. Da loro sarà molto difficile, soprattutto là davanti sarà una battaglia molto fisica, noi dovremo farci trovare pronti sia in mischia che in drive. Abbiamo studiato bene quali possono essere le loro debolezze e i loro punti di forza e siamo pronti.